Mi hai fatto ricordare quando ero ragazzino con questa canzone. La cantavamo sempre a un nostro amico che aveva un negozio di mobili in via della Concordia, lo chiamavamo Johnny Comò. Il famoso Johnny Comò. Salutiamo Johnny Comò. Ciao Johnny. Chissà se si è sposato con qualche colonnetta. Non lo vedo da tempo. Vabbè. Vabbè, si intitolava Johnny Come On, Fine Young Cannibals, ovvero Johnny, la moglie nella casa. Esatto, torna esatto. a casa, Johnny. E da qui poi le varie Johnny, varianti. torna a casa, Johnny. Che si fece tardi. Dopo 40 anni mi è tutta una calata. Allora ci provo. Calata, deve essere detto con l'esofago che andava a ci provo. Calata. Vai. Dopo 40 anni è tutta una calata. Nel frattempo molti ci chiedono anche dove trovare le magliette di Alla Catalla. Il nostro amico Saretto dell'Ottagono alias Superman, che oggi è venuto a trovarci e lo sa bene perché lui ci è andato, lo vedete anche pubblicato sul sito di Flickers Shop, sul sito di Facebook. Vai Saretto, intanto allora con tanto di maglietta, no? Dillo Qual hai tu preso stesso, tu? Dillo tu stesso. Qual hai comprato? Quella che ho scritto Alla Catalla, però Giustamente. la colorazione del Catania. Con la colorazione del Catania, quella con rosso-azzurro, Alla Catalla ha scritto rosso-azzurro, invece Tony Etna quella con l'arancio metallizzato che spicca su questo sfondo di maglietta nera e poi sulla sua faccia che non voglio descrivere. Vabbè. Ciao Bazzuti, oggi parto in crociera, come faccio a stare una settimana senza Alla Catalla? Comunque siete pazzi, Alfredo da Belpasso, mi saluti mia moglie Agata. Ma vabbè, ma comprati un iPhone così ci puoi seguire ogni dove. La domanda è, lui sta partendo per i fatti suoi e quindi gli salutiamo la moglie Agata perché tu sta partendo. Allora, aspetta, oppure e comunque voglio dire, come fa a essere perché di collera uno che sta in crociera perché non può scendere Alla Catalla? Allora analizziamo come faccio a stare una settimana senza Alla Catalla. Sì, di Rupazzi, Alfredo da Belpasso, mi saluti mia moglie Agata, oggi parto in crociera. Beh, può essere. Può essere? Può essere, vabbè. Cioè glielo sta comunicando. Che spatti e picchiati di collera, capito? Ci sta dicendo a sua moglie tramite messaggio che non donna a casa, ci sta dicendo Agata non ce la calare perché ritardo una decina di giorni. Sentiti Alla Catalla, ecco, capirai. Esatto. Tesoro, ascolta Alla Catalla che ti devo parlare. Ecco, non sapevo come rileggirlo telefono. Vabbè, Agata, facci sapere. Giuseppe, il tagliando per il seno? In che senso? Sì, stiamo parlando? Abbiamo parlato poc'anzi di Samantha Fox che ogni tanto passa il tagliando per. Ma Samantha Fox è l'unica donna al mondo che a posto della gatta dell'età c'aveva la bolla d'accompagnamento per buttare di minni. Che se ferma la finanza non è che sono minna normale, ci vuole la bolla, ci vuole il DDT, documento di trasporto. Capito? Ma così è. Sì. Ciao. Ma dico io, un giorno che non sia martedì, che non sia venerdì, non potrebbe capitare un Alla Catalla the Game in qualche locale. Io sono Gregory e faccio il panificatore. Lavoro fino alle 21:30 e poi a volte mi trattengo. Vabbè, non ci interessa comunque il poi. Faccio la mollica. E si sa, chi mangia fa mollica. Mi grattugio il filoncino. No, quello duro. No, per favore. E quindi spesso faccio tardi. Beh, certo. Vi prego. Grattugia oggi, grattugia domani. Potete fare una versione di Alla Catalla the Game alle 4 del mattino. Ma cosa? Grazie. Alle 2 sono già incumato. Il vostro panificatore Gregory. Vuoi fare un saluto? Lui vuole salutare la zita, dai, presentati, vai. di chi sei. Io e fai sono... una fermo, fai una dedica come è giusto che sia, vai. Caro amore mio, ti volevo dire vai. Ti volevo dire chi questa testa pare lecca, vai, vai. Allora, viene un po' difficile. Dai, sono Giovanni, ti volevo dire sì, che ti amo da impazzire e ti volevo salutare. A te, a tua madre e a tua madre. Ma come si Alessandra. chiama? Amaggio, pace, va. Lo sai chi fa uno ci vuole un coppia in bruscia? Da quanto tempo state insieme? Ora sono 2 anni e mezzo, a settembre 3 anni. Hai capito, sta meschina che ci ha toccato una pena di 3 anni, una pena di 3 anni. Che reato aveva commesso questa poverina per avere 3 anni di pena? Senti, con lui? 3 anni, vabbè. ma dopo 3 anni scatta la richiesta di matrimonio, scusami. Già fatta? No, quello no, ancora un po' di tempo ci vuole. no. Ci assestiamo. Giovanni ancora c'ha. Quanti anni hai, Giovanni? Ancora ho 26 anni. Quando? Ancora? Aiuto, vai. Ancora? Il marito si raccoglie a casa. Amore, c'ho una sorpresa per te. Che cosa, amore? Ora non fai il nomastico. Non compi il nome. Il nome? Non compi il nome. Compi il nome? E ora allora ho pensato che ti porto fuori città.
E ve li vendi? Sì, c'è un agriturismo a Mostriango che è la fine del mondo. Ma come, amore, mister bianco? E non è fuori città. Avanti, prepara le valigie e andiamo. Che cosa dobbiamo preparare? Ma se noi stiamo a Montepamma, ci potremmo andare anche a piedi. E beh, è questo scavetta i soldi della benzina, no? Cioè, veramente. Ciao gente, sono Oliver. Come va? Devo dire che il maltempo di questi giorni io l'abbia gradito particolarmente. Perché l'abbia gradito? Cioè, Vabbè. appunto. Del resto, quando piove mi sento sempre bene. Una specie di meteoropatia al contrario. Vorrei dire a Sara, Sarat, Sarat. di stringere i denti, che tutto andrà per il verso giusto. Ma qual è l'imitazione di Randazzo? Non lo so, qualche volta hai fatto qualche randazzese? Pronto, che si sta facendo? Pronto, chi si sta facendo? Senti, ma per caso sei sposato tuo cugino poi? Ah, poi tuo cugino si è sposato? Anche qua stai, abbiamo fatto il matrimonio, finita alle 3 di notte, c'era il gruppo che suonava, l'orchestra, Certo. si chiamava Enzo Cassadei, Ah, è per uno è un parente lontano. taroccato, quindi. Sì. Ci mancherebbe. Sì. Non lo so se è questa. Che fate? Quando. Cioè, dimmi tu che hai più esperienza, quando ti senti un po' così, Un po' mollo. che, ma lui è mollo, non è che quando si sente un po' così, lui è sempre Sai, il così. tempo ce la mette tutta per demoralizzarci. Ce la mette No, tu. sto tempo è una sì. camurria, guarda, non se ne può più. Io sono triste, non Senti, lo so. perché non giochiamo invece, visto che Giochiamo, sei triste, va. che dici? Ciccio da Mirabella in vacca. Ciccio, da Mirabella, gli abbiamo tutte calattine oggi, oh ragazzi. da Ranzulla. Grazie, saluta il missaggio Aranzulla che lo conosco veramente. Che cos'è la sclera? Abbiamo detto che è una... parte bianca dell'occhio. La parte Bravo. bianca dell'occhio è. Attenzione, in quale parte del corpo si trova il pomo di Adamo? Il pomo di Adamo. Dove si trova il pomo di Adamo? Nella parte del, Che uno? dietro del collo. Nella parte Sotto la nuca. sotto la nuca no, sotto la nuca no. Mannaggia. Quello è Chido, è un cozzo di Adamo. Esatto. Quello è il cozzo di Adamo. Ciao Lucia. Ciao, Lucia. Ciao. No, dietro la nuca c'è il cozzo di Adamo. Ma no Adamo quello La notte. dell'Eden. No, neanche quello. Era Adamo per da via Saletti. Ah, ho Che dopo che ti faceva la sfumatura, mica trava la cozzata e per dire il suo cozzo aveva venuto buono, capito? Alla Catalla a tutti, sono Salvo ed è la prima volta che vi scrivo. Complimenti per la trasmissione, siete fantastici. Potreste fare gli auguri all'amore della mia vita e dirle che l'amo tantissimo. Oggi facciamo 1 anno e 4 mesi. No, ma non ci voglio credere. Non ho toccato niente, giuro. Stavo per dire no perché quelli parziali non li faccio, ma non ho toccato niente, giuro. Peraltro È ho messo su partito da stop. solo, è partito da solo, vabbè. 2 porte a vetri enormi. 1. Ecco. Abbiamo degli ospiti graditissimi oggi, sono arrivati, pensa, Gabriel e Greta. Ah, che voglio dire, non è che Gabriel e Greta che hanno quanti anni hai detto Gabriel? 8. 8 anni. Avevi 8 anni, hai capito? Bravo. Quanti denti ti mancano? Una dozzina, sì. C'aveva un poco di munezzaglia, andava a il resto ci mancano. Mi è caduto. Quando ti è caduto l'ultimo? Quando ti è caduto? Hai avuto i soldi del topolino? Sì. Quanti ne hai avuti? 5. Quando? 5 euro. 5 euro, scippate una voce lui che ne andiamo a mangiare assieme stasera, no? A Canne Appunto, Cavallo. io spero che mio figlio lo stia sentendo perché noi abbiamo un topolino diciamo un po' più così un Ah po' sì, più, un poco più... un po' che più vuol dire? sportivo, un po' più tiratino. Ah sì? Beh, Dai, sì, chi mi insomma, dice? cioè, Pare che non sì. sapevo io, Il te mio canuscio. topolino. Invece Greta, quanti anni hai? 11. Greta, la tua compagnetta del cuore, vai. Elena. Mhm. Elena Galì e, poi? Michela Ramondetta. Michele Ramonde mascolo, Michela. Ah, Michela. Invece compagnetto, quello simpatico, quello che ogni tanto ti scaccia l'occhio, chi è? Nessuno. Ah, come nessuno? Greta, con questo giubbotto all'alta moda. Ma stiamo scherzando. C'è qualcuna che ti piace? Qual è quella che ti piace? Dai, è un'occasione, un'opportunità per dirglielo adesso. Magari fra 25 anni, quando sarete sposati, direte: ma sentiamo la registrazione di 25 anni fa! E ascolterete queste parole. Come si chiama la tua compagnetta preferita?
Dillo, non deve andare a russo, deve andare come un pomaroro da pachino, piccerino. Vai. Come si chiama? Caterina, l'abbiamo scoperto. La mamma accenna un piccolo sorriso perché dice: Caterina mi piace Caterina. Che in questo caso la mamma parla davvero così, lo possiamo dire, perché si chiama Nancy. La mamma di Gabriele e di Greta si chiama davvero Nancy. Mi ha riconosciuta? Lavora alla CCC. Lavora alla CCC e ho portato i bambini usciti dalla scuola. Grazie Bafio, a domani. Ciao Giuseppe, a domani. Ciao Tonietna. Ciao. Su Radio Studio Centrale